Pesanti atti di nonnismo, la denuncia di un'allieva pilota veneziana alla scuola di volo di Latina. La procura militare apre un'inchiesta. Il ministro Trenta dice chiarire subito. Nuove ipotesi sulla scomparsa di Luca Edit in Burkina Faso. I due giovani potrebbero aver venduto l'auto e cambiato itinerario. Lo conferma un audio WhatsApp. Terminato a Nairobi il blitz delle forze speciali nell'hotel preso d'assalto ieri pomeriggio da un gruppo terroristico. Mentre l'attacco era ancora in corso abbiamo raggiunto telefonicamente una 23enne trevigiana che lavora nella capitale kenyota. Paura a Vicenza, nella serata esplode un negozio di computer a pochi passi dal centro. Evacuate 4 famiglie del palazzo, fortunatamente non ci sono feriti. Boom di passeggeri nel 2018, stop all'aumento di voli all'aeroporto di Treviso. L'annuncio di Sade, accordo con il comune anche per lo stop di voli dopo le 23. A discutere la vicenda dei bambini esclusi dall'asilo nel Trevigiano perché non vaccinati, ma la Federazione Scuole Materne lancia un altro allarme. Dal 10 marzo nuovo caos con le autocertificazioni scadute. Rete Veneta, TV del nostro gruppo Media Nord-Est, nel trailer ufficiale del nuovo film su Spider-Man. I protagonisti guardano nel nostro TG le notizie sul cattivo che l'uomo ragno dovrà affrontare. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con una vicenda su cui ora indaga la Procura Militare di Roma e sulla quale ha espresso subito il primo commento il Ministro della Difesa Trenta, proprio in queste ore, dicendo è un fatto gravissimo che sto seguendo con attenzione, c'è un'indagine in corso e che deve pagare, pagherà. Di cosa parliamo? Parliamo di una allieva pilota 28enne veneziana che ha denunciato pesantissimi atti di nonnismo alla scuola di volo di Latina, e per questo, dicevamo, c'è un'indagine in corso. Tra poco vedremo anche le immagini incriminate di questi atti di nonnismo, un video in esclusiva che è stato pubblicato dal Corriere della Sera e dal Corriere del Veneto, ovviamente nelle versioni online. Prima però ci facciamo raccontare da Ilaria Marchiori questa vicenda proprio nello specifico. Da Mira, la nostra Ilaria. Ilaria. Buongiorno da Mira, dove una ragazza residente in città, Giulia Jasmine Schipp, di origine tedesca, sarebbe stata coinvolta in atti di nonnismo contestate a un'ala di aereo, un tuffo forzato in piscina, facenti parte di un cosiddetto battesimo del volo condito da atteggiamenti sessisti, ma anche da lettere di biasimo, richiami, punizioni, conclusi poi con l'abbandono della scuola per diventare pilota militare. A denunciare questi trattamenti avvenuti appunto nella scuola di volo di Latina è stata questa ex allieva Giulia, che però adesso non se la sente di rilasciare alcuna dichiarazione, tanto è rimasta scossa dalla vicenda. È stata aperta un'indagine da parte della Procura Militare di Roma. Nel gennaio dello scorso anno la ragazza di 20 anni aveva vinto il concorso per l'ammissione come allieva ufficiale di complemento dell'aeronautica, entrando all'Accademia di Pozzuoli e dunque esercitando il tirocinio alla scuola di volo di Latina. E proprio qui sarebbero avvenuti gli episodi di nonnismo, in particolare dopo la prova di abilitazione del 7 aprile che la giovane tra l'altro ha documentato con filmati girati e diffusi poi dagli stessi allievi. Coinvolta suo malgrado in quello che viene definito battesimo del volo, si vede proprio la ragazza venire gettata a forza con la testa contro un'ala di aereo nel giardino della scuola e poi gettata in una piscina. Al rientro a Pozzuoli, dopo le sue proteste, sarebbero iniziate le punizioni con 3 lettere di biasimo, come avevamo detto, un rimprovero e 60 turni di consegna fino all'espulsione avvenuta il 6 settembre scorso. Naturalmente c'è l'indagine in corso, quindi bisognerà cercare di attendere l'esito, ma il suo avvocato ha detto che non hanno intenzione di lasciar perdere la questione e soprattutto che Giulia vuole continuare in questa sua carriera all'aeronautica militare. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, l'ha accennato nella sua diretta la nostra Ilaria Marchiori. Allora vediamo uno di questi video che testimoniano il famoso battesimo del volo incriminato. Il video, dicevamo, in esclusiva del Corriere. Vediamo allora queste immagini.
Guarda che cosa? Ti porti in tension! Ha detto pulso, prende finito bene botte! Pulso, per me non la faccio una puntata! Andiamo dentro il campo! Dov'è corrotto? Nella costruzione! 1! 2! Brutti! Guarda che mi sei diventato pilota! Attende il muretto! Brava Giulia! Più volte prendi in cosa io la scuola, non vale che vai in centro, ricordiamola! Mi piace l'idea! Brava Giulia! L'altro solista è arrivato, guarda l'altro solista, mamma mia, pure a lui! Forte? Come onori? No, allo spacco. No, Giulia. Questo è dunque il video apparso, pubblicato in esclusiva dal Corriere del Veneto con alcune immagini di questo battesimo del volo. Adesso invece parliamo non di un video ma di un audio WhatsApp che riguarda Luca ed Edith, i due giovani, lui il ragazzo di Vigonza, il trentenne di Vigonza e la ragazza canadese scomparsi ormai da quasi un mese in Burkina Faso, e un audio WhatsApp che invece confermerebbe un cambio di itinerario che appunto è una delle altre ipotesi sulla loro scomparsa. Sentiamo. Rapimento, incidente stradale, rapina finita tragicamente. Le ipotesi sulla scomparsa in Burkina Faso del trentenne di Vigonza Luca Tacchetto e della canadese Edith Blay rimangono tutte sul tavolo, ma un audiomessaggio inviato dal figlio dell'ex sindaco di Vigonza una settimana prima della scomparsa, datata 16 dicembre, apre nuove ipotesi sull'itinerario dei due giovani che dovevano raggiungere il Togo per partecipare ad una missione umanitaria. Nell'audiomessaggio inviato a degli amici e diffuso dal quotidiano Il Gazzentino, Luca prospetta l'ipotesi di un passaggio in Costa d'Avorio e forse in Benin, e anche della possibilità di vendere l'automobile con la quale stava viaggiando. Posso venderla dai miei 5.000 e in Mali forse di più. Sarebbe un affare, visto che in Italia neanche a 500 euro venderia. L'itinerario di Luca ed Edith dunque potrebbe essere cambiato, o comunque appare chiaro come fosse passibile di modifiche anche dell'ultimo momento. Nelle ricerche dei due giovani sono impegnati, oltre ai governi d'Italia e Canada, anche diversi privati e associazioni di volontariato presenti nell'area, ma finora le ricerche hanno dato esito negativo. Dalla Burkina Faso al Kenya è terminato a Nairobi il blitz delle forze speciali nell'hotel che è stato preso d'assalto ieri pomeriggio da un gruppo terroristico con diverse vittime, e proprio ieri sera, mentre l'attacco era in corso, abbiamo raggiunto telefonicamente una 28enne trevigiana che lavora proprio nella capitale per le Nazioni Unite. Sentiamo cosa ci ha raccontato. È il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, durante una conferenza stampa ad annunciare che dopo un blitz durato diverse ore, che ha visto il coinvolgimento anche di agenti inglesi e statunitensi, le forze di sicurezza keniane hanno eliminato tutti i miliziani Shabab che nel pomeriggio di ieri per 20 ore hanno tenuto sotto assedio un hotel di lusso a Nairobi. Pesante il bilancio, che parla di 14 vittime e diversi feriti. La capitale, così piombata nuovamente nell'incubo, e alla memoria sono tornati i tragici fatti del 2013,
quando in un altro attacco terroristico persero la vita 63 persone. Ieri, appena scattato l'attacco, la città è stata blindata. Diversi gli italiani presenti a Nairobi, tra loro anche Silvia Lanzarini di Trevignano, funzionaria delle Nazioni Unite, che raggiunta telefonicamente ci racconta quei momenti concitati. Alle 4 abbiamo ricevuto la notizia, per cui i colleghi che avevano dei familiari nella zona hanno potuto chiamare, accertarsi che stessero bene e gli è stato chiesto di rimanere in ufficio. Silvia invece ha potuto rientrare. Mi è stato chiesto di tornare a casa in quanto vivo in una zona sicura e a circa 10 km dall'attentato. E che dire, ci è stato raccomandato di non andare nei centri commerciali, nelle mall, in punti in cui si possano rassemblare molte persone. Silvia, una volta al sicuro, ha subito avvertito i familiari sui social che stava bene. Mi sono accertata che i miei conoscenti stiano bene. Queste dunque le parole della giovane trevigiana che lavora in Kenya. Adesso invece andiamo a Vicenza. La paura c'è stata quando ieri sera, a pochi passi dal centro, si è avvertita una forte esplosione, un'esplosione in un negozio e è stato ovviamente necessario per i vigili del fuoco anche evacuare la palazzina. Paura ieri sera in centro in corso San Felice Fortunato a Vicenza. Alle 20:40 un grande boato e poi le fiamme hanno distrutto completamente un negozio a pochi passi dal centro. Ad esplodere un laboratorio di riparazione di computer, oltre ad aver demolito un muro divisorio e fatto saltare i vetri dell'intera palazzina di 3 piani. Tanta la paura per le famiglie residenti nella palazzina, che però fortunatamente non sono rimaste ferite e che nelle prime ore, dopo l'accaduto, hanno trovato sistemazione all'interno dell'istituto Piovene aperto per i corsi serali. La notte poi l'hanno trascorsa a casa di parenti o amici e solo per una signora il comune ha provveduto a trovare un alloggio in un albergo della città. Sotto shock il proprietario dell'attività, che aveva chiuso da poco per la sera e che è dovuto correre sul posto. I vigili del fuoco, accorsi con 2 squadre, hanno lavorato l'intera serata per spegnere l'incendio. Secondo una prima ricostruzione le cause potrebbero essere legate a problemi elettrici. Una notizia di cronaca di questa mattina che leggiamo sul sito di Treviso Today, di cui parleremo ovviamente questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Un episodio sconcertante in mattinata a San Biagio di Callalta, quando un uomo a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri è sceso dall'auto e ha preso a picconate la Gazzella dei Carabinieri. Era stato fermato ovviamente per dei controlli, ma appunto si è fermato e ha preso a picconate un piccone che si trovava nel portabagagli, il parabrezza dell'auto dei Carabinieri. È stato fortunatamente bloccato e portato in ospedale, ovviamente nel reparto di psichiatria, illesi i 2 militari. Una reazione davvero incredibile. A Roma adesso, dove è stata rintracciata e fermata dalla polizia locale la donna alla guida dell'auto che lo scorso 7 gennaio a Corso Italia travolse e ucciso Nereo Murari, il clochard di origine veronese che era amato e rispettato da tutto il quartiere romano. È una donna italiana di 56 anni, il pirata della strada che l'ha appunto travolto e ucciso. La polizia locale del gruppo Parioli ha rintracciato la donna e si è proceduto al fermo. Nei suoi confronti ci sarebbero fondati indizi di colpevolezza. La morte del senza dimora aveva sconvolto il quartiere proprio perché era molto conosciuto, clochard di origine, come dicevamo, veronese. E poi la tragedia ennesima purtroppo sul fronte del lavoro, un infortunio mortale, quello di ieri a Selvazzano Dentro. Stava scaricando un camion ed è stato investito da un mezzo pesante in manovra. Si è consumata in pochi minuti nel pomeriggio di martedì la tragedia nel piazzale della Ferrau SPA di Caselle di Selvazzano Dentro, costata la vita a Georgiev Peiko, 56 anni, cittadino bulgaro da 15 anni, dipendente dell'azienda. Grande la disperazione dei colleghi, tra di loro i 2 figli dell'uomo, che lo hanno immediatamente soccorso. A nulla è valsa la disperata corsa verso l'ospedale di Padova, dove il cuore di Georgiev ha smesso di battere. Un inizio d'anno tragico in Italia. Sono già 21 infatti le vittime sul lavoro. A diffondere i dati la FIOM CGIL, Loris Scarpa, segretario padovano, ha commentato: andare al lavoro ormai è come andare in guerra, ed è questa la vera emergenza del nostro paese. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri e i tecnici dello Spisal.
Un altro tema caldo e che rischia di diventare ancora più caldo fra un paio di mesi è quello dei vaccini. Fa discutere nel Trevigiano la vicenda dei bimbi esclusi dall'asilo di Cisone e di Valmarino perché non vaccinati. In tutta la Marca ci sarebbero ancora 600 piccoli non in regola. Intanto la FISM, la Federazione delle Scuole Materne, lancia un altro allarme perché, come dicevamo, dal 10 marzo, quando scadranno le autocertificazioni previste nel decreto milleproroghe, non sappiamo come comportarci con queste famiglie ancora non in regola. E quanto previsto dalla legge non si è fatto altro che applicarla. Così Francis Contessotto, presidente FISM Treviso, in merito alla vicenda di 4 bambini non vaccinati esclusi da una scuola dell'infanzia di Cisone di Valmarino. L'ULSS nei mesi scorsi ha fatto tutti i tentativi per contattare le famiglie non ancora in regola, continua Contessotto. Siamo arrivati al momento in cui non ci possono più essere ulteriori appelli. Era una cosa che sapevamo. I genitori sono stati avvisati più volte, come ripetutamente sono stati chiesti certificati o le autocertificazioni. So che quanto accaduto crea scalpore, ma non è un fulmine a ciel sereno, conclude Contessotto. Anche il Corvelva, che si batte per la libertà di scelta delle famiglie in tema di vaccinazioni, spiega che c'era da aspettarselo e che ci saranno altri casi come quello di Cisone. Noi avevamo invitato tutti di non iscriversi alle scuole, avevamo tutti invitato di fare qualcos'altro perché la legge è ben chiara. Quei pochi casi che praticamente sono ancora dentro sulle scuole, vabbè, insomma, sapevano che poteva succedere questa cosa. Intanto tra meno di 2 mesi c'è un'altra scadenza, quella del 10 marzo, quando le autocertificazioni presentate a settembre dai genitori alle scuole, secondo quanto previsto dal milleproroghe, non saranno più valide. Entro questa data gli istituti si troveranno a dover gestire 3 casi distinti. Quelli che hanno fatto la dichiarazione o l'autocertificazione di essere in ordine con le vaccinazioni, i genitori che hanno autocertificato di aver chiesto l'effettuazione delle vaccinazioni e i genitori che hanno presentato copia formale della richiesta di vaccinazione, autocertificando di nuovo anche questa. Al momento non abbiamo indicazioni, spiega Cecchin. Per questo la FISM si sta muovendo in questi giorni sia a livello nazionale, sollecitando il MIUR e il Ministero della Salute, sia a livello regionale. Bisognerà per quella data avere indicazioni da parte del MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, da parte del Ministero della Salute su che cosa fare, cioè prima di quella data noi crediamo come gestori si debba chiedere in sostanza ai genitori il deposito di idonea documentazione attestante le vaccinazioni fatte. Allora il futuro della Stefanel, ieri l'assemblea degli azionisti a Milano. Una discussione durata poco meno di 1 ora e mezza, poi la votazione sì al piano di concordato preventivo. La decisione è arrivata nell'assemblea dei soci che si è tenuta a Milano. Insomma, gli azionisti della Stefanel credono in un rilancio dell'azienda. Gli 8 membri del CDA non percepiranno alcune indennità, i compensi sono sospesi da luglio e così resteranno nei prossimi mesi decisivi per le sorti del marchio di abbigliamento. L'Assemblea ha inoltre deciso di non sostituire l'amministratore delegato Cristiano Portas che si era dimesso a luglio. Il Tribunale di Treviso ha concesso 120 giorni fino al prossimo 15 aprile per depositare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione del debito. Il CDA ha ribadito che il concordato deve essere il mezzo per traghettare l'azienda fuori dalla crisi. Molto probabilmente scatteranno gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, ma sarà valutato anche un piano di esuberi. Soprattutto lo stabilimento di Ponte di Piave potrebbe vedere ridurre di molto il numero dei dipendenti. Nel piano si prevede anche la chiusura di diversi punti vendita. E adesso pochi istanti di pubblicità, poi ancora tante notizie, parleremo anche di nuovo della Pedemontana. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Allora parliamo di Pedemontana, abbiamo fatto un nostro primo viaggio una settimana fa per sentire un po' chi frequenta la zona, viaggio nel tratto di strada che c'è ma ancora non apre. Un nostro nuovo viaggio questa volta per capire quanto costa in termini di tempo il tratto di Pedemontana che resta ancora chiuso. I 10 km di Pedemontana Veneta già completati tardano ad aprire. Noi ci siamo chiesti se sono veramente utili al territorio e quanti minuti permettono di risparmiare.
Non appena aprirà il tratto di Pedemontana Veneta sarà possibile entrare da questo casello e uscire a Breganze. Nell'attesa però non c'è altra soluzione che percorrere la viabilità ordinaria. Vediamo qual è la strada che ci consiglia il navigatore satellitare. Più di una sono le alternative, una da 9 km, una da 10 e il tempo per arrivare a Breganze è stimato tra i 12 e i 15 minuti. Allora allacciamo la cintura e partiamo con l'esperimento. In questo tratto la viabilità ordinaria corre parallela al tratto di prossima apertura della Pedemontana Veneta. Stiamo andando a 60 all'ora, potremo andare a 110 km/h. Qui siamo nella nuova Gasparona, ma subito una rotonda e un incrocio. Qui il limite è di 90 km all'ora, ma basta trovare una macchina davanti al proprio tragitto per rallentare sensibilmente anche a 50, 60, 70 km/h. «15 minuti e 5 secondi e siamo arrivati a destinazione». Una volta terminato il tratto di Pedemontana Veneta sarà possibile uscire qui a Breganze direttamente entrando a Thiene dall'autostrada, pochi chilometri ma decisamente molto più veloci da fare in autostrada che lungo la viabilità ordinaria. Dalle strade ai cieli, e quindi parliamo dei voli. L'aeroporto Canova e il boom di passeggeri registrato nel 2018, siamo a Treviso, e quindi la decisione stop all'aumento dei voli, anche quelli notturni. Stop all'aumento di voli all'aeroporto di Treviso, che ha raggiunto, secondo Save, il suo massimo sviluppo possibile. L'annuncio della società che gestisce il polo aeroportuale del nord-est, contestualmente alla diffusione dei dati sul traffico di passeggeri del 2018, più 9,7% a San Giuseppe rispetto al 2017 e oltre 3.300.000 passeggeri. Save conferma gli investimenti già programmati e il master plan attualmente all'esame della Commissione Via del Ministero, ma fa sapere che si tratta di un risultato che giunge in anticipo rispetto alle attese e induce a ridimensionare le prospettive di evoluzione del traffico dello scalo. E questo in linea con i colloqui in corso con il sindaco di Treviso e l'ENAC. Si ritiene che questo, conclude Save, sia il volume massimo di passeggeri che lo scalo può gestire. Nella stessa giornata proprio il sindaco Mario Conte annuncia un altro stop, quello definitivo, da questa settimana ai voli notturni al Canova. Atterraggio e ripartenza dell'ultimo aereo della giornata, che effettua un volo in arrivo alle 22:15, dovranno avvenire categoricamente entro le 23, pena il dirottamento sullo scalo di Venezia o l'obbligo, in caso sia già atterrato, di decollare la mattina dopo. Nei giorni scorsi c'è stato l'ennesimo incontro con i vertici di Save Air 3. Attraverso questi buoni rapporti che siamo riusciti a instaurare finalmente, perché in passato c'era questo muro contro muro che danneggiava soprattutto la città, oggi invece siamo riusciti ad avere con determinazione lo stop dei voli notturni, quindi alle ore 11 categoricamente la torre di controllo chiuderà, quindi non atterreranno e soprattutto non decolleranno più voli che sforeranno gli orari. Con Save il Comune sta portando avanti anche il progetto della passerella pedonale aerea sopra la Noalese, che il sindaco vorrebbe realizzare entro il 2019 o alla peggio per la metà del 2020. Le disponibilità ci sono, adesso manderò una formale richiesta, ma informalmente la Save si è già dimostrata disponibile anche a sostenere i costi per questa struttura. Non vola Spider-Man, si sposta, come sapete tutti, ovviamente con la sua ragnatela tra i grattacieli, si sposta però anche tra i palazzi di Venezia, perché Spider-Man, l'ultimo Spider-Man, Spider-Man Homecoming 2, Far From Home, è stato girato in parte anche a Venezia, diffuso ieri il trailer ufficiale, ma nel trailer ufficiale c'è anche un colpo di scena che ci riguarda molto molto da vicino. Occhio! Incollati allo schermo, i protagonisti della nuova saga cinematografica Marvel seguono le notizie locali.
Esterno giorno, Jacques si gira. Un mostro d'acqua emerge dalla laguna di Venezia e a documentare l'evento straordinario è, indovinate un po', Rete Veneta. Sconvolti, i telespettatori della pellicola del celebre Uomo Ragno seguono alla TV la cronaca di un'edizione speciale dell'emittente del nostro gruppo, Media Nord-Est, scelta da Marvel come televisione ufficiale per l'ultimo film con un cast stellare. Da oggi il trailer di Spider-Man Far From Home, lontano da casa, porta guai in Europa che l'aracno-eroe dovrà risolvere. L'Uomo Ragno, girato a Venezia nei mesi scorsi, fa finalmente capolino sul panorama planetario, dove tra i protagonisti Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Michael Keaton spunterà anche la nostra conduttrice Tatiana Lunardon per l'edizione straordinaria di un TG Venezia che sbarca a Hollywood. Dal territorio al web, dunque, dai social, ora al grande schermo, in tutto il mondo. Neanche a dirlo, ecco i superpoteri di Rete Veneta e Media Nord-Est. Siamo in chiusura, ore 13, fra pochissimo parliamo di come si possono proteggere i turisti e i consumatori dalle truffe. Allora il titolo di oggi è Turista protetto, turista sereno. In studio ci sono Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Veneto, Stefano Franceschetto, esperto Adiconsum sulla contraffazione, e Sergio Malara, direttore del consorzio Promovetro Murano. Poi questa sera a 20:10 con Ferdinando Avarino, con tanti temi sul piatto, dalla politica all'economia alla cronaca, con Alessandro Bisato, il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, e Matteo Marin della Lega di Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Non cambia di molto la situazione rispetto ai giorni scorsi. Nel Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo asciutto e stabile. Il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie al mattino. Temperature minime comprese tra i -4 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In giornata probabilità di aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa, con possibili foschie in serata. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove a prevalere sarà il sole in tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Oscillanti tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.